E allora, la risposta è un pochino complicata perché questo film è nato per caso e diciamo è idealmente il seguito di Stoi. Stoi è il cortometraggio precedente. Siamo tornati dal Belgrado, che avevamo presentato Stoi alla Jugoslovenska Kinoteca con Mateja, e praticamente c'erano delle scatole di negativo che mi aspettavano, erano qui e mi aspettavano, e ho proposto a Mateja, senti, facciamo un documentario su com'è la vita oggi tra Nova Gorizia e Gorizia. Così ho iniziato a girare e poi è nata la storia dei muri invisibili, dei Nevidni Zidovi. Ecco. Quindi è nato tutto così. È un documentario, quindi non c'era l'idea, non c'era la sceneggiatura, era tutto così a braccio. Io credo che sia più le nuove generazioni che si approcciano magari alla pellicola perché magari vogliono scoprire un qualcosa a cui non sono abituati, quindi per semplice curiosità. Io uso la pellicola perché mi piace, poi gli altri non lo so, magari per curiosità, perché piace a loro, perché magari fa bello, non lo so, onestamente. Sì, beh, ovviamente non poteva avere luogo migliore, l'anteprima, che Gorizia, perché il film è nato proprio in questo studio, l'idea è venuta in questo studio, e è stato girato e realizzato qui ed è giusto che sia proiettato a Gorizia, anzi nelle Gorizie, perché alla fine stiamo, stiamo dando l'idea di una città unica che è quella a cui speriamo tutti e quindi sì, è giusto che sia qui l'anteprima.